Reti informatiche interrotte, wifi disturbati, insomma internet oscurato nelle scuole venete. Non è un episodio di guerra informatica, ma la direttiva dell'ufficio scolastico regionale per i prossimi esami di maturità, che di fatto consiste nella chiusura delle reti informatiche degli istituti superiori, oltre al ritiro di tutti i cellulari dei maturanti durante le prove scritte. Esami che inizieranno lunedì 18 giugno, mentre l'ultima prova scritta si terrà il 22 giugno e che coinvolgeranno 39.000 veneti. Secondo la circolare, l'intento è di isolare completamente le aule dove si terranno le prove per impedire ogni tipo di aiuto da internet. Quindi tutto spento, ma non solo. In qualche istituto si sta già pensando ad una sorta di trasmissione di disturbo del segnale wifi per impedire che qualche studente particolarmente esperto si agganci a reti esterne. Insomma, una vera e propria lotta alla tecnologia informatica per poter misurare il reale grado di conoscenza dei candidati senza il supporto di Wikipedia. E sfida nella sfida, non ci sarà una disattivazione completa delle scuole da internet. L'unico collegamento che rimarrà attivo sarà quello del preside e dei suoi referenti nelle sedi staccate, da dove arriveranno nella mattinata del 18 le tracce per le diverse prove scritte. Accanto alla tecnologia sempre più sofisticata, la nostra scuola però continua a confrontarsi con i problemi di sempre, ad iniziare dalla formazione delle commissioni, che quest'anno in Veneto sfioreranno quota 1000. Insomma, una vera e propria lotta alla tecnologia informatica per poter misurare il reale grado di conoscenza dei candidati senza il supporto di Wikipedia. E sfida nella sfida, non ci sarà una disattivazione completa delle scuole da internet. L'unico collegamento che rimarrà attivo sarà quello del preside e dei suoi referenti nelle sedi staccate, da dove arriveranno nella mattinata del 18 le tracce per le diverse prove scritte. Accanto alla tecnologia sempre più sofisticata, la nostra scuola però continua a confrontarsi con i problemi di sempre, ad iniziare dalla formazione delle commissioni, che quest'anno in Veneto sfioreranno quota 1000.